Il Mantova ha vinto ed è questo che conta. Dopo il KO contro il Bassano, per i biancorossi contava solo riprendere a camminare in classifica e puntualmente sono arrivati 3 punti. Un successo meritato, costruito bene nel primo tempo e chiuso con un po' di fatica nel secondo. Tutto come programma, quindi i biancorossi di Juric sono forse stati meno brillanti che in altri match, sbagliando forse troppo in avanti nel secondo tempo. Tutti i contrattempi che a questo punto della stagione ci possono stare, l'importante era vincere. La cronaca al Martelli, la giornata è primaverile, gli spettatori sono circa 2000 ed il terreno è in discrete condizioni, anche se qualche zolla rischiava di decidere il match. Marco Festa è recuperato tra i pali con Said titolare e Raggio Garibaldi preferito di Sant'Antonio. Dopo un paio di assalti alla porta di Bazzichetto, Said al 20° sfiora il vantaggio di testa. Un minuto dopo Caridi segna, ma l'arbitro nulla, da rivedere. È il preludio al gol che arriva al 26° con un bellissimo cross di Scalise per Raggio Garibaldi, che controlla, si allunga e segna il suo primo gol nei professionisti. Nella ripresa è il Pordenone a sfiorare la rete del pareggio nell'unica occasione della partita, con Zubin con palla respinta sulla linea da Scalise. Il Pordenone insiste, ma si espone al contropiede del Mantova, che sfiora il raddoppio con Said al 6° e con Zanetti 3 minuti dopo. Il Mantova insiste, ma impreciso con Moriferti, beffato da una zolla, Novotny e Tomicic, con Festa bravo ad intuire un colpo maligno di una zolla davanti a sé. Di partita che a livello psicologico è stata una partita molto difficile, che è molto più difficile da giocare che magari contro Bassano, contro non so, Pavia, Monza, là, dove subito dall'inizio eravamo sempre là dominando in tutti i settori del campo, che raramente passavano a centrocampo, però quando non chiudi le partite, no, ti rimane comunque un gol, può scappare su calcio piazzato, in qualsiasi modo, il calcio è così, no?